Oggi è il 20 luglio. Fa tanto caldo anche qua. Ho sfoderato il materasso e ho lavato la fodera. Adesso devo rimetterla. Io non ve l'ho detto, ma ho comprato un ombrellone. Sì, ho comprato un ombrellone perché non possiamo mai mangiare sul poggiolo perché c'è troppo sole, troppo caldo e per mangiare con il sole proprio battente non è il massimo. E quindi non riusciamo, a parte in primavera, però in estate non riusciamo mai a mangiare di fuori perché fa troppo caldo. È appena arrivato, viene dalla Germania e il marchio è Song Mix. E il piede dell'ombrellone ce l'ho già, è già in poggiolo perché è arrivato ancora lunedì. Sì, adesso Pepe è uscito. Pepe, guarda che fa caldo. Non capisce niente. Poi si svacca di fuori sul poggiolo sulle piastrelle bollenti. Intelligente. Questo c'ha la sua fodera. Spero che sia tutto intatto perché la scatola non era proprio intera. Proviamo. Il piede è quello. Hai visto l'ombrellone, Pepe? Ehi, signorino, hai visto l'ombrellone? Allora, l'ho messo. Adesso, vabbè, l'ho messo a questa altezza, ma si può mettere anche molto più alto. È rettangolare. E qua abbiamo l'ombra. Poi si può anche piegare, non rimane così fisso. Sto mangiucchiando una caramellina della The Gusto Box. Praticamente, allora, ho lavato la fodera del materasso, sì. Faccio per rimetterla, si è rimpicciolita, sono riuscita a farla stare lo stesso, ma io ho seguito le istruzioni dell'etichetta e c'era scritto di lavarla a 60 gradi, per fortuna non l'ho lavata a 60 gradi. Stasera devo andare a ritirare una box, a San Vito però, quindi vicina. E boh, vi saluto per il momento. E devo ancora fare la cena sulle 8 di sera. Ci sono ancora 27-28 gradi. E in montagna alle 8 di sera questa temperatura è anomala. Giovedì 21 sono a casa, ho fatto le pulizie, ho aperto l'ombrellone. Adesso devo capire cosa mangiare per pranzo, che Franz ha il riso freddo, di lui è a posto. Io non lo so, siccome ho la borsa quella che uso a tracolla, che ci stanno dentro il taccuino, il telefono, il burro cacao e quasi praticamente nient'altro, le chiavi di casa. Siccome quella si sta distruggendo e me ne sono accorta l'ultima volta che sono andata a far spesa con Franz, quindi ho deciso di comprare una borsa nuova. Questa volta l'ho presa su Amazon, non da Shein. La sto aprendo adesso qua con voi perché è arrivata oggi, ordinata ieri, è arrivata oggi. Il marchio è Parubi, si legge? Parubi, ok. Vediamo com'è. L'ho presa, non l'ho presa nera classica perché nera non c'era neanche. L'ho presa del color rosa corallo. Questa è la versione, la serie, come la possiamo chiamare? Ginevra. È vera pelle, è un prodotto italiano. Spero ci stia dentro il taccuino. Ho seri dubbi. È questa. Questo è il marchio. Bella. Sì, è pelle. Si sente. Vediamo. C'erano tutte quelle con la tracolla, con la catena, ma io non volevo quelle perché ne ho già una così. Che pesante. Volevo una cosa del genere che desse meno fastidio alla spalla perché la catena dà fastidio. Ok, quindi questa. È pesante, si sente che è pelle, non è roba sintetica strana. Ok, e basta, questa è la borsa in realtà. Vabbè, comunque c'è l'etichetta col marchio anche all'interno, bella capiente. Ci dovrebbe stare giusto giusto. Cioè se ci sta questo non ci posso mettere tante altre cose, però ci sta, ci sta. Ci sta ed avanza anche posto. Ok, quindi ci sta anche il telefono e ci stanno altre cosine all'interno. Ottimo, ecco. Così praticamente. Bellina, no? Come borsa. Poi d'estate è bello come colore, estivo. La nera so che va sempre a ruba
infatti non c'era. Ci sono tantissimi colori, ma il nero no, va proprio a ruba. E niente, dai, bella. Ditemi cosa ne pensate. Adesso cerco di farmi qualcosa da mangiare. Pepe? Bello. Vediamo quanti gradi ci sono. Beh, 26 gradi alle 9 di sera. Allora, sto mangiando di fuori. Ho una pasta fredda, che però ho riscaldato perché era di frigo, che avevo preparato ieri con mozzarella, pomodoro, cos'è stato? Boh. Mozzarella, pomodoro, piselli, carote, tonno e carciofini sott'olio. Penso che basti. Sì, ma buona e soprattutto riscaldata, buonissima. Ieri appena fatta, doveva ancora prendere il gusto, no? Oggi è perfetta, cioè veramente perfetta. E mi sono messa qua di fuori sotto il mio ombrellone nuovo. Posso mangiare di fuori lo stesso. Stamattina ha fatto un temporale, io non vi dico. Un temporale proprio oggi che avevo steso la biancheria prima di andare a lavorare. Per fortuna oggi è sabato, si riposa un attimo perché veramente sono state settimane queste ultime e le prossime saranno ancora peggio. Settimane molto impegnative di testa, tanto impegnative, però arriveranno anche momenti vuoti, sì, momenti con meno lavoro, quindi finché c'è si lavora. Comunque alla fine è arrivata la pioggia, sono le 6. Sono quasi le 6, ma non è possibile. Volano le ore. Comunque sì, è arrivata la pioggia e come previsto, però dovrebbe migliorare praticamente in serata. Ma tanto, cioè un po' di pioggia serviva assolutamente perché non solo in città ma anche qui in montagna era molto molto secco. Era tutto, cioè tutta l'erba bruciata praticamente, cosa che qua capita poco, insomma. È strano che faccia un periodo così lungo, così caldo senza pioggia. Ecco, questa è stata una cosa strana. È estate, quindi è normale che faccia caldo, ma così qua in montagna non tanto, ecco, perché lo zero termico è parecchio alto, per cui beh, questa pioggia ci serviva perché ha rinfrescato un attimo, per poco perché comunque basta che riesca il sole e riscalda come prima, anche peggio, quindi boh, me ne vado a farmi il mio giretto. Adesso ci sono 19 gradi, cioè ha rinfrescato veramente più di 10 gradi di differenza da prima. Vabbè, dai, o 10 gradi di differenza, dai. Non ho neanche guardato oggi quanti gradi segnava il termometro, non ho neanche fatto caso qua in macchina. Boh, ormai io sto così bene col caldo che... Ha fatto una pioggia parecchio importante, grandine, e il bacino ha tenuto quasi pieno, ma ha tenuto. Considerate che ce n'è un altro poi. Comunque deve essere successo qualcosa in ogni caso perché sono passati i vigili del fuoco, sono andati verso il paese vicino. Non so cosa sia successo. O è venuto giù qualche frana o qualche incidente. Allora, siccome io devo chiudere questo vlog, oggi è il 27, ve lo metterò online venerdì 29, ok? Dopodomani. Quindi devo chiudere questo vlog e poi cioè ve lo dico, sì, ve l'ho già anticipato nella community, comunque mi prendo una pausa, non so quanto lunga sarà, perché ve lo ripeto e lo ripeto ai nuovi iscritti, per me questo è un hobby, non è un lavoro, non ci guadagno, per cui cioè va bene farlo, mi piace come hobby, però alla fine ho bisogno anche di ritagliarmi degli spazi da occupare facendo altro, non solo questo. E ogni anno io in agosto mi fermo col canale, non pubblico più niente e poi riprendo a settembre/ottobre, in teoria a settembre, metà settembre.
Comunque, detto questo, vi appoggio perché ho bisogno di... mi fa male la mano tenere il telefono. Detto questo, devo chiudere il vlog, però vi racconto cosa ho fatto ieri. Allora, avete visto le clip precedenti, insomma, ieri ha fatto brutto tempo, parecchio brutto, e io ho occupato il tempo pulendo il frigo e il freezer, un lavoro che avrei dovuto fare tempo fa. Cioè, stiamo pensando di cambiarlo il frigo. Perché? Perché è vecchio. Proprio oggi, 27 luglio 2022, il frigo fa 21 anni. È una classe energetica N. Cioè, si forma il ghiaccio come niente nel freezer. Il frigo non conserva bene i cibi perché è vecchio e stiamo pensando di cambiarlo, però comunque lì dobbiamo vedere con la proprietaria di casa perché la casa non è nostra. Poi per il resto, insomma, in qualche modo gliel'avevo già accennato che volevamo farlo, però insomma bisogna riparlarne con lei perché è giusto così. E allora ho pulito il frigo, cioè è vuoto perché bisogna fare la spesa, ma devo cercare di consumare tutto quello che c'è in congelatore di là. E voilà, frigo pulito. Sì, ci sono anche le creme per le gambe perché le faccio stare al fresco. Frigo pulito, non c'è niente praticamente. E il freezer. Voilà. Non c'è più il ghiaccio. Qua si sono formate delle gocce. Ah, perché è quello di ieri. Sì, vabbè, non è niente di che. Comunque qui c'era uno strato così di ghiaccio e qui era così. E là dentro, cioè qui era proprio così, quindi una buona parte del freezer era occupata dal ghiaccio. Cioè, no. Non ci si può ridurre ad avere degli elettrodomestici ridotti così. Purtroppo le tante cose che succedono e quello e quell'altro, cioè, per me, cioè, queste cose passano in secondo piano, ecco. E quindi non avevo più pulito. Ma adesso è tutto in ordine, pulito. Comunque io adesso vado in orto perché ho finito di lavare i piatti, ho fatto tutto. Devo andare in orto a prendere un po' di insalata perché quella che c'è è enorme, è passatissima, cioè è veramente enorme. Devo andare a vedere com'è ridotto l'orto perché ieri ha grandinato e quindi non so se la roba è ancora intera. Questa è cresciuta tantissimo e questa anche. Adesso sì è grande. Questa qui sta morendo probabilmente, non la metto neanche a fuoco, e qui ce n'è un'altra, ma mi pare di non vederne altre. No, beh dai, la roba si è salvata. Sì. Sono stata brava, Ho anche piegato tutta la biancheria. Adesso sta per finire la lavatrice di nuovo. Noi ci rivedremo quindi a settembre probabilmente, non prima, perché comunque ho bisogno di staccare da YouTube. Cioè continuerò a guardare i video che guardo sempre e tutto, però farli no. Farli no, ho bisogno proprio di staccare, di non avere l'impegno di fare, di editare il video, caricarlo, programmarlo, ho bisogno di staccare un attimo da questo. Spero di tornare più carica di come sono adesso perché veramente tante volte non avrei neanche voglia più di continuare con questo canale, vorrei, non dico chiuderlo, ma lasciarlo lì, lasciarlo andare, però poi penso a tutti quelli che mi seguono e quindi con affetto, quelli che mi seguono con affetto perché c'è tanta gente che mi segue solo per curiosare nella mia vita, anche se comunque qua io non dico più di tanto, quindi curiosano ben poco, ecco. Le cose che voglio rendere pubbliche le rendo pubbliche, le altre rimangono private, tante cose rimangono private. Vi ringrazio per essere stati qua fino ad oggi e ringrazio coloro che si sono appena iscritti e mi tocca andare perché ho una chiamata di Franz. Statemi bene, passate un buon agosto, noi ci rivedremo più in là. Ciao! Stavo guardando se c'era ancora Simon. Se no, Simon non c'è più, guardate.
C'è un altro gatto. È bello questo, è un maschio. Infatti Pepe è molto agitato con questo. Con Simon no, ma con questo qua sì. Ciao Micio! Sì, e non puoi entrare. Già sei un po' troppo avanti, Che bello. Ciao. Sì, lo so che quell'aggeggio è staccato, ma devo cambiarlo. Vi saluto, ci vediamo a settembre. Ciao!